3 ore di sciopero questa mattina a Venezia nel trasporto pubblico locale di ACTV, sia per il settore automobilistico che per la navigazione. Adesioni contenute dei lavoratori, ma disagi comunque consistenti, tanto che in mattinata all'approdo a CTV di San Zaccaria sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma tra la gente infuriata in attesa. Lo sciopero nazionale di 3 ore, che è stato indetto dalla sigla sindacale USB per la giornata odierna, che per ACTV è interessato alla fascia oraria dalle 10 alle 13, ha coinvolto per il settore navigazione circa il 25% del personale, mentre per il settore automobilistico il 15%. Una mobilitazione, come detto, proclamata a livello nazionale dal sindacato di base per ribadire le difficoltà dell'intero trasporto pubblico locale in questa fase post-lockdown. Una punta nel settore automobilistico urbano al 25% e molti settori prossimi allo zero assoluto, quindi senza nessun aderente allo sciopero. Temi nazionali ancor più delicati a Venezia, soprattutto nella navigazione in laguna e nei collegamenti essenziali con le isole o, per esempio, con l'ospedale civile. Spostarsi in città è stato difficile fino al primo pomeriggio, quando poi è tornata la normalità.